Salve a tutti e benvenuti a 7 dies, la trasmissione che onzida circa di scontare su che succede in Sardegna, sa nuova spiur di importo, di economia, di politica, di cultura, di arte, intervistando i loro personaggi de Gabbale. Non potremmo dimenticare che siamo vivendo in un tempo malaido che è condizionato dal suo coronavirus, questa peste che è contagiosa e che fa che morre un montone di gente. Sarà per male se stara, varia che passato sugli irregolati con morto, sofferenze e inserrato in domo, sa scotta al fine mezz'orata, ma ai mi si sbagliato. Abbiamo spedito tempo se non abbiamo fatto un mezzo sul governo, non ha fatto tutto su chi serviva per mezz'orare sul trasporto e poi aerei, più infermieri e dottori in sus ospitali. Insistiu se tornato a sa vita che conosciamo, su virus non è sparito. In Sardegna, come in sasatera regione dell'Italia, sono contagi esclusivi a crescere. Sono malati arrivano in sus ospitali che non bilava che ne quasi brusu. E tocca de aumentare, che è importante che a seguire sa regola, spaga e de buon senso, chi nos ha dato. Usare sempre sa mascherina, che da bocca e naso quando usiamo in fuori d'uomo, mantenere a distanza di nessi un metro con un satiro, usare poco quanto si può essere manoso. E questo virus ha posto in pistighinzo 1 milione e milioni di persone in tutto il mondo. Non lo queremos comprendere, ma siamo tutti quanti in relazione, uno con satiro. Sul mondo è stuno e dobbiamo strivagliare per dare dignità, salute e un'incrasa dignitoso a tutti. E oggi stiamo di Sardegna, di altro luogo d'Europa soprattutto, con un ospite agradecido un meda, Marco De Plano, un giovane che fa cose belle e di importo, che ha studiato un meda, che viaggia, che triballa in Sardegna, ma buon piano a Europa. Chi te ne raghina al forte si sa terra sua e amo a questionare con questo un vago de dottus. Poi come li torrò grazie per aver accettato di essere con noi. Marco, grazie a voi per aver accettato questo invito. Grazie a voi, sì, e saluto a tutti. E Marco, tu sei nato in Castello, laureato in giurisprudenza, ischisi in belimbas, su sardo, italiano, inglese, su francese e spagnolo, e sei specializzato in diritto e governo dell'Unione Europea. Ha strivagliato in Paris aziendas in luoghi differenti e ti sei interessato soprattutto del digitale. Collabora con radio, con televisione, con social. Ha fatto documentari per contare a sa gente sul mondo delle istituzioni. E dai vago ha scritto Vinza su un libro, Mal di Runa. Cominciamo ormai entrando eletto in questione. Tu sei laureato in giurisprudenza e specializzato in diritto e governo dell'Unione Europea. Non questione sul vago della formazione tua, come nasce da voi questa passione umana, posa limba nostra? Este sempre a rispondere. Io in sa famiglia mia a proprio me dal fortuna sono una tra i giusta se sti sta la possibilità di allegare i sardu, pezzi in sardu che in babbo mio, in italiano, pezzi in italiano che mamma mia, e tra i so allegare in francese, da quando io sono nascido. Dunque so pesau che in tre lingue, sa possibilità di pesare un pipì o una pipia in varie lingue è un gioco che gli dà poi la possibilità di conoscere altre lingue che in più facilità, più di queste lingue che allumenau, dopo studiare per altre stress, sicuro non mi avanto come alla sallegare Quintejo Giovanni, ma la cosa che invece serve piccare in considero è che conoscendo questa lingua poi uno ha per sa gana di conoscere sa cultura e finta sa legge de so satero si stato. E sti sta un poco custo su conto che ha bivio. Una volta che mi sono laureato in giurisprudenza, io gana di comprendere come viviana i so satero loco. Siamo su cara a cara sa Corsica, ma non siamo in Darmeda de Sar Baleares, chi ha una lingua ufficiale, chi è questa di Stato a su cala appartiene, ma ha peri lingua de minoria, come a sa nostra, chi pur si imperada e vive i sa gente tra sa gente. Ed è giusto che io sono partito una volta che ho acabato l'università in Sardegna, ho cominciato a viaggiare, a vivere in altri luoghi d'Europa e poi ho cambiato altre quinve città in prospaco de anno. Questo è un paco su chi mi ha giunto poi a vedere quale poteva essere su chi ponia da
parici sa popular de tutta Europa. E beh, si spiegazione di che esiste di un contesto in cui sos popolo s'allegano e este l'Unione Europea. Dei cui dunque mi so emofiu può mi specializzare e ecco, poi a più di vivere e studiare, ecco, per ricominciare a lavorare in vario di questo luogo. Tu hai fatto un medas cosas, has vivido in parecchie città, has fatto tantas cosas. S'ultima este un libro, has scritto un libro, Mal di Luna, un romanzo. Su titolo este curioso a sapere. Cominciamo da innove. Voi te asseverato questo titolo e dite questione a questo libro. Vintra con sa vita tua? Beh, inoche puru crede a picar a pare che sa realidade che vivimos come giovani de 30 anni, so è una condizione che è chiaro che su tempo sa da colare, quindi magari un'ucrasa amos a imbezzare, amos a tornare a pensare su chi amor viviu, mascalmente amos a tornare a considerare su chi si sta su periodo che amos oggi indennanti, sì. Mal di Luna, che este su romanzo de Condagues, lui dice in Palarmias e a poi noche una copia del suo libro può voler mostrare, este su risultato de questo ultimo decannio, so, chi non è spezzi su conto de un pizzino de 30 anni che chiede de compartire sa vita sua chi so sattero. L'idea fu proprio di ponere in iscritto una oche che noi vive in intro sé, in intro sa propria conca, l'idea di poter seguire e seguire un progetto di vita, di istifazione a livello di lavoro e per a livello di conoscenza, di storia, chi in amigos o chi in pizzinos o pizzinas, chi si pone in parisi, e chi invece se medal volta sa ane ostacolo medal mannos, chi non dipende nei pezzi da un esame preparato male o da un contratto di lavoro che accabada, ma è proprio una condizione generale generazionale. Su titolo Mal di Luna è chiaro chi pone curiosità, sono contento di questo, sa Luna è un satellite a pito e sucale amo su medasa dimandar da sempre, da quando esiste l'umanità, este un luogo che è i fuori di noi, ma ha qualche cosa che non si parla in da intro. E sono poco questo che mi ha giunto a scrivere un romanzo che è un viaggio appunto di una generazione che si muove da un luogo a satero e che può poter accattare una trend più ONU, una situazione andiamo su de felicità, se queremos imparare questa parola che un po' non si spanta da Totora si deve invece gagliare a pitto de coraggio e lasciare sa domo sua, quindi in questo caso sa Sardegna. Marco, questo è Vinza su un libro che conta da una generazione come è tornato due. Medar giovane sardo, soprattutto, si che deve andare da Sardegna, deve cercare fortuna in altro orloso. Tu hai strivagliato, ma sei tornato, hai fatto una severa particolare, hai severato di tornare in noghe. Come intervidi questo tempo atteso da terra tua e come lo vivono se altri giovani che conoscono, che sono per in giro sul mondo? Beh, non si può accattare una ricetta che anda bene per ognuno, è chiaro. La situazione del sol sardo è sempre sta si deve muovere per poter fare qualche cosa di unica e leggo a lo deve riconoscere, ma è chiaro che è che va dei limiti che non riusciamo a vincere in maniera facile. E in me da scaso può legare per me, ma per mi vieni da conca un montone di storie, di amici o di persone che ho conosciuto che si può affirmare i forasa, ande più colore me da tempo su, per poter poi avere
possibilidade de tornare in Sardegna e ponere a disposizione su che hanno imparato. Este in questo mi riconosco meda, era proprio sagana e per il suo bisogno di mi ponere in discussione. L'apporto dai minore, abbiamo scontato che l'estistà un po' su commento della vita mia grazie a come mi pensavo in domo, ma poi ho compreso che io per questa necessità di avere una prova diretta, che in tutto su chi querennale a si ponere a solo a combattere contro chi si siede, contro mascalmente su chi non si conosce, di chi è su chi non si spramma de pruso. Invece se a partire a poco compreso che è importante e becere coraggio, ma me talvolta sa becere coraggio per tornare. Io intendio che questo fisso momento può luacere, poi è chiaro che per su tipo di attività che ho io so in Sardegna, ma sul cavallo che ho, ogni dia mi hace viaggiare grazie a Sarezza in tutta Europa. E scusso chi si occupa di legge, chi si occupa del rapporto istituzionale, chi si occupa di comunicazione e divulgazione e per i screening in questo caso, ma è una ricchezza che innanzi non vedi e oggi invece abbiamo la possibilità di l'accogliere come sardos che hanno ganas di trovare qualcosa di ONU a questa terra che è come una mamma. E stanno proprio in questo sconto, come è fatto su Triballiudo? Tu ti occupi dell'Unione Europea, di fare attività di divulgazione, cerca finza di narrare a gente come funziona questa Unione Europea. Gli schimos che noi italiani non vanno a allearci con l'Unione Europea, pare che sia la mamma di tutto quanto sono male nostro. E tu i tempi sei proprio conforme a questa situazione, e ti cercare di fare. Il problema che viviamo su ogni dia è su di comprendere che possiamo fare per migliorare la vita nostra. E quando si narra da chi è colpa dell'Unione Europea, quando qualche cosa non funziona, è in un modo meda sempre e facile per i possibili togliere una responsabilità di mancare politica o come cittadini, quando diamo scherle di stare meglio se invece di stiamo sempre al peso. A più di questo, poi va regole complicate, va procedure, va un sistema di relazioni tra il cittadino e il Stato, tra il Stato e la regione, tra la regione e l'Unione Europea. Questo mondo che è mega complicato ha bisogno di essere contato. Non di adesso è giusto abbonarle che queste cose sono semplici da spiegare. Io sono partito come ente tecnico del diritto e governo dell'Unione Europea e su disizio mio non fidi di mostrare che io fare cose complicate. Anzi, il fi proprio si investe, fidi sa volontà di fare comprendere a sa gente che succede a livello sempre in un meccanismo meda difficile. Questo è un po' sul principio di chi è che deve fare divulgazione. Dare il suo strumento a creare a sa gente può comprendere che non si intunda. Caso chi succede in questa sostituzione sa de conseguenze per ognuno e noi ogni dia. Questo è un po' questo su travallo che ha cominciato a fare oramai qualche anno che in un progetto che si narrà Simnos e che Galo esiste di pari che companzos e amigos e professionistas contamos su accadimento de sa politica, cercamos de ponere in claro qual è il rapporto tra su diritto, sa politica e sa politicas públicas. Ma narramos su proprio tempo la narratura, quindi ti devo una risposta più precisa per questo. Io faccio per altri tipi di attività, per esempio
posso associazione de categoria in campo digitale, che campo de achere de trade union, cioè de ponte tra esos privados e esas istituzioni pubbliche. Questo si deve fare in una maniera meda delicata, quando ti avvala in intro di un'associazione di categoria, in intro sono sozios che devono travallare in competizione su chi satteru e hanno bisogno di un'associazione per si contare quali sono i problemi che vivono in economia, sul mondo di ogni giorno. Su travallo che ho io è questo di ascoltare i problemi a chi hanno queste aziende e poi di cercare di allegare che in queste istituzioni può accattare parisi una soluzione. Questo è su che si accade a livello privato, ma questo è commente di per funzionare sul rapporto tra l'azienda e queste istituzioni. Allegare, ascoltare e comprendere può accattare pari soluzioni che possono migliorare la vita di tutti quanti. E stando sempre in questo argomento, quando tu spieghi a gente o a aziende sull'Unione Europea, quali sono le domande che ti fanno di uso e che le aziende non ischidi e si spantano invece quando due bilarnaras. Bisogna qualche argomento che le aziende non conoscono e poi si spantano invece che sull'Unione Europea lo può trattare. Sardimanda sono in meda. Tra queste ben dato una scantasa che pone d'accordo tutto cantos. Si pompia da Unione Europea come sa causa de medas problemas a una banda e a satera banda si vive de Unione Europea come un serra in aree del su quale potesse buscare tutto su in aree chi disizza, chi cheres. E quando si vive che in questa semplificazione è meda facile a ruere in il ballo su travallo è complicato quando in si ha qualcuno che non vuole ascoltare questo vale in ogni tipo di contesto. Un imprenditore sardo commenta un imprenditore de quale si sia dato il luogo che ne considerare gittendere o a pitto e gitteste, concentrarsi in presa sua e spero che vive sempre una condizione di pericolo, di rischio e per sa gana di saccattare in una condizione di travallo che gli permetta di suinare giusto per poter pagare i suoi dipendenti, per poter essere sicuro di avere una pianificazione del suo lavoro da enoche per un anno, per 3, per 15, per 10 e quindi una delle cose a Peter Sacale si trova alla meta è cercare di tradurre le possibilità di chi sono in intro del programma dell'Unione Europea per privados come cittadinos che per esempio quieren implicare che si narrano a fondi diretti, cioè questi programmi che ti permettono di iscrivere un progetto, si ha un'idea e corrisponde a su chi pedidi sull'Unione Europea e per i posti fondi indiretti che sono cursi invece in un rapporto mediato tra queste persone la pubblica amministrazione regionale, per esempio, o nazionale, inteso come non sardo ma italiano in questo caso, e su chi invece poi pone a disposizione dinari e meta chieste sempre Bruxelles, quindi SAS istituzioni. Su Yahoo este su deve essere sempre aggiornato, quindi devi studiare ogni dia una diapit questi de satera condizioni possono essere meno differenti. Uno che travalla bene che l'Unione Europea, non in generale, non allego a malaozza del mene, ma este su chi controlla sempre su chi succede e è pronto a comunicare con chi sono direttamente interessati a ottenere dinari o avere possibilità dell'Unione Europea e peri che rende in costo ponere in messo non sa divulgazione ma peri
su Bonucherre po sa comunità nostra è speri importante de muttire sa gente e li scontare che esistono queste opportunità se chi si non si ne sono avvizzato innanzi invece del su caso de si ponere in moto dai diritti per poter travallare dai Sardegna pari che in Unione Europea e non la idee più come un nemico. Entrando in un altro ultimo, stiamo vivendo un momento difficile con questo coronavirus. Secondo te, l'Unione Europea, come si muove, deve dare inari a suoi stati, l'Italia ha bisogno di inari per aiutare l'economia a tornare a partire, ma finché ha bisogno pure di altre cose e finché si sta sul vaccino. Secondo te, come si muove l'Unione Europea in questo mese? Cerco di spiegare mezzo schipotto che impara a parole ma precisa, ma se scusare si può essere così tosto questa maniera di lunare, ma credo che ha bisogno di chiarezza questo conto che è lungo, che causa da sofferenza a un montone di gente da mesi e non si schiga un po' quanto tempo su ad essere assi. Vado un problema manno, sull'Unione Europea este una realidade in cui intro esistono cento concas, cento berrittas di annarle in lingua nostra, ma è un udizio, un modo di annarle che anda bene può descrivere un contesto in cui di Stato che sono meda zeloso della sovranità di soro e bade locos in cui invece bade necessità di cooperare meda più su chi si può fare kufromma a sa regula che besone oggi. Sa regula che besone tenere conto della sensibilità differenti che esistono in dell'Unione Europea e vado in un problema dunque di compartire competenze per certa materia. Chilco de non la è troppo tecnica, ma si di chi a seconda dell'argomento che si tratta da este l'Unione Europea che può decidere sola, in altra materia vade appunto un discorso di compartire questa decisione tra l'Unione Europea e tutto e i suoi stati, altri invece per esempio pezzi si stanno a gestire un problema quando invece questo tipo di situazione non comporta da un ragionamento tra un Stato e una regione, quando per esempio si allega di sanità, che è un nudo meda sentito in questo periodo storico e l'Unione Europea ha cominciato dai diritto a ponere in moto dinare può cercare di cucuzzare si stampo il fatto di un lockdown generalizzato che come vediamo se tornando a si presentare come soluzione finta a non va dare un vaccino che ha da permettere di vivere in una normalità nuova. L'Unione Europea ha imparato le competenze che ha dai diritti per poter attuare sui stati, quando legamos per esempio de SURE, Recovery Fund, Next Generation EU, Green Deal europeo, può imparare un strumento che pone pari speri sa questione dell'ambiente, sa quale non possiamo fare a manco di allegare, vediamo che vade una volontà dell'Unione Europea, magari spiega male o conta male a livello dei Stati, per esempio, di ponere dinari a cure per evitare che questa situazione a livello sanitario ande peus. Ma in oche, come oramai si scomprendende, noi spezzi un problema del diritto a sa salute della gente, ma va per una questione economica che esplicando corpo tante più non si schidi canta da durare questa festa. L'Unione Europea dunque sa estravallante, ma l'Unione Europea non può travallare a sola e tanto per manna sa difficoltà di ponere in pe strumenti
commente so schibo sapolumenau, tanto più su art oeste su livello del nazionalismo che si impera in certi stati dell'Unione Europea. Chi può punzare, tornare, è una realtà meda variegata, meda differente, commente spirito e per i commente percezione del suo tempo il venitore che amusade per fraicare Paris e non invece di scropare sono chi da sapteru. E un'altra curiosità, secondo te, il tempo di Mose te vi morfare come te sardos può non fare intendere di più, può contare di più in Europa. Questa è una domanda che non facciamo sempre. Birindra, da come te la può dire tu, da esperto di istituzioni e dei rapporti tra l'Unione Europea, ma qualche cosa che noi sardos possiamo fare? Beh, può cambiare esas cosas, si devono cambiare in intro de esa macchina. Sar regulas, narammo su, sar leggese, può essere cantedo più preciso. Si cambiano da intro, mascalmente. Si poi, questa possibilità di dare fuori da questa istituzione su un popolo che ha la capacità di imbergere il rappresentante del suo sinintro di questa istituzione, è chiaro che il suo lavoro diventa da mera più sempre poi può fare intendere ciò che nostra in intro di un contesto che sia sul Parlamento italiano o che sia sul rapporto che sul governo italiano e tutto o sì che su antiare a livello perigeografico cambiare queste cose in Unione Europea, chi sa di Bruxelles, di Strasburgo, insomma, in architettura istituzionale dell'Unione Europea. Commente si ha che a più di giusto bade rezzettas tecnicas che sono evidenti a me da noi, si non pensa a livello tecnico, ma sul problema si conosce per a livello politico e che a fare una cosa che forse a Savine non si è mai fatta. È il bello a travallare con persone che danno un peso a sa parola che date. Quindi non si può vivere pezzi di teoria, ma poi chiedere a giocare sul risultato in porto e quindi essere meda pratico. Bade legge che determina sa condizione della Sardegna a livello di capacità di rappresentanza a livello istituzionale europeo e questo è un primo aspetto, quindi cercare di ponere voce e manos in UE, legge se si possono cambiare, può garantire una rappresentanza sì sulla nostra, che è non pezzi una regione manna che in caratteristiche che sono uniche e questa specialità essere connota a livello europeo, ma che le si pongono pari che in contesto che un pacu si assimizzano. Allagaiamo innanzi al Corsica, de Baleare, ma sa questione si approdere il maniere galeprusu pompiande a sasisulas europeas in inter sul Mediterraneo. Va possibilità di istituire euroregiones, di istituire collegios differenti che from che sono curso determinato soglie quando si legge sul Parlamento europeo, che Stato per Stato sono regolati da una legge statale e da giusto per esempio noi siamo sparisi che in Sicilia che ha più di 15 milioni di abitanti quando noi siamo spari prusu di 1.600.000 ma vade per altre maniera a livello tecnico, amministrativo a poco noto me dal funzionario che travallano in sas istituzioni europee e chi può tornare sono persone del Gabale, persone che sono moffier di Sardegna che hanno gana di marrare uno vraico fatto l'hanno fatto poi se tutto e narana tutto sa propria cosa. Diamo scherzo una regione meda prusu presente in oche che ha gana di dedicare tempo e energia sapito di questa politica di coesione territoriale e di sviluppo e quindi di accherre può concludere che non avrà se via
dia che rispondere Parisi, pompiando l'Unione Europea commente a un luogo in cui queste cose si possono cambiare e cambiare in mezzo su chi sa regola sa e per chi sa attenzione de persone sarda sa per un luogo che Galu si vive commente troppo in nedda. Marco, io ti do grazie per questa puntata, può essere di noi a cercare e non fare comprendere quanto sia importante l'Unione Europea e quanto noi sardos possiamo fare per migliorare queste cose. Io ti do grazie veramente, de coro, e speriamo di non tornare a nos intendere sempre a questionare l'Europa, di Unione Europea e di opportunità. Grazie a voi sì, e in buon'ora. E passamos como as novas più importantes desa guida. Su coronavirus e su fatto che non seppano inserrati in domo per essere mesi su hierro colato, non ha affermato che deve comprare e vendere domos. Non ha dato una chirca desafimma. In Sardegna, secondo questa chirca, si cresce quest'estate di succhimbe pochento. In mezzo a scherene comprare in Sardegna stanno difensare in su continente. Vedo che un questo virus forse si è scompreso che sardommo un vago estero, ma manna de sarbida nostras, sono un mezzo dei suoi appartamenti in cittades, che sono quasi sempre minores. Sta gente presta attenzione in meda e che descriversi da un uomo e siete in una terrazza, in un giardino, come denarre. Questo l'ha nato Marco Mainas, che è il vicepresidente nazionale dei Associazioni Vimma, su chi comprano e vendono sardomos. Sos prezzi dei sardomos sono midimati dei sudeghe boghentu, sos affari sono cresciuti dei sughimbe boghentu. E passamos como a sos contos de salude. A cominciare da EOS, os ospedali della Sardegna hanno potuto tenere più dottores. Vedo che SATS, l'azienda che si occupa di salute, ha ammutire 50 dottores che servono un luogo in tutto e può dare un corpo in mano a sos colleghi che sono guerrando contro il coronavirus. Su un corso è scaduto su 23 di un mese olato. Questo dottore Ernos, poco hanno barrare 6 mesi, sempre che questa emergenza non dura più tempo. Le persone che hanno presentato domanda sono 777. Su presidente della regione, Cristian Solinas, e l'assessore alla salute Mario Niedu, hanno dato che la regione ha da fare tutto ciò che serve per migliorare i suoi servizi. Sono dottori hanno a andare o serve che narrare in tutta la Sardegna, vedo che non hanno manco un ospedale che non sia soffrendo caso personale e spago. E passiamo come a scontro di trasporto. Su CTM, l'azienda di trasporto di Castello, ha deciso di dare un bonus di viaggio a tutto quanto su chi hanno comprato un abbonamento in un mese di marzo del 2020 e che non l'hanno potuto usare e vedo che vi sto accorrato in domo per colpa e su coronavirus. Questa regola vale fino a persone che hanno fatto un abbonamento in un anno. Per tutto questo su buono di viaggio ad essere sul valore dell'abbonamento per il mese di marzo, aprile e maggio. Chi è che ottenne questo azzurro deve scrivere intro su 30 Santo Andrea a rimborsi @ctmcagliari.it o mandare una raccomandata a CTM SPA, Viale Trieste 159 Cagliari. La domanda deve essere presentata con su modulo che si agatta in www.ctmcagliari.it. Pare sia una copia della carta di identità e una copia che certifica che si è scomporato sull'abbonamento. In 0 e un mese si ottiene una risposta. E passiamo come a un'altra luna nuova. Sancis, assozio sus sindicos, pare proprio a sus sindicos, ha domandato al suo presidente e sa regione, Cristian Solinas, un azzurro può inserire poco tempo sul numero dei scontagiati dal coronavirus in Sardegna. Bigare narrano una piattaforma di informatica. Gain, la sua presidente Sanci della Sardegna, Emiliano Deiana, tutto quanto si ha potuto trivagliare in mensus, sul dottore SATS e sul sindicos e tutto. E come passiamo a Sanova per l'importo di questa guida. Su coronavirus è seguendo a correre, i contagi e sormalaidos crescono in tutta Italia, ma non a samatessi in maniera. Per questo il governo ha deciso di dividere la nazione in 3 aree, una con un colore differente, a seconda del numero di contagiati, dei malaidos e dei ospedali prenos. La regione sono Ruias, pericolo più urbano, Cattiruias, la situazione è difficile ma non è grave, e Grogas, abbiamo contagio, malaidos e ricoverados in suoi ospedali, ma in un numero più basso.
Sa Sardigna est intra sa regione che tiene quest'ultimo colore. Dai graffi, intra su 3 de su mese de Natale, è stata a seguire sa regola che conoscimos. In pruso non sa da poter bessire dai domo, dai sardeghe de notte, fin a sa schimbe de manzano, sino non può tribaglio o non se ne può fare a manco. Chi essi da accussora deve tenere un'autocertificazione, casini firmato da sa giustizia deve dimostrare che su motivo può giocare stinziru e serio a saberu, sino no ha da pagare una multa. A Manzano hanno essere serrati i musei e in scuola superiore sarà a fare sa DAD, didattica a distanza. In tutta sa satira, dai asilo a Sarmedia, sarà a seguire e andare a scuola. Serrata finza sas universidades. Donde finigidas os centros comerciales hanno essere serrados. Sos postales e sos trenos hanno a viaggiare con su chimbanta pochento esazente. In plus hanno barrare serrados e questa è una cosa bene fatta, tutto sos logos o si fa che di scommissa. Gai faghinde si spera di minimare sos contagios, caso si ospitale non possono seguire a esse gai brenos. E po questa chida amor finito, non vediamo sa chida che intrada.